Sono stati notificati 2 DASPO di 5 anni, il provvedimento di allontanamento dagli eventi sportivi, disposti dal questore di Padova Marco Dorisio ad un 79enne e ad un 65enne per insulti razzisti durante la partita di promozione tra il Nuovo Monselice e il Torre. I due hanno pesantemente insultato l'assistente di gara Kwasi Francis Amon, trentenne originario della Costa d'Avorio, residente in provincia di Treviso. Durante la partita, infatti, erano stati rivolti al guardalinee insulti razzisti con l'augurio di morire e di tornare al proprio paese. La partita, lo scorso 29 settembre, era stata sospesa e gli uomini della questura avevano attivato tutti gli accertamenti per ricostruire la vicenda. Dal 20° del secondo tempo, infatti, erano iniziati gli insulti razzisti che erano proseguiti anche quando la partita era stata sospesa. Grazie alle testimonianze acquisite sono stati identificati i 2 uomini, un monselicense e un ferrarese, già noti per intemperanze simili. È scattato quindi il provvedimento della durata di 5 anni che terrà lontani i due da tutte le manifestazioni sportive. Il 79enne e il 65enne sono stati anche denunciati per il reato di propaganda e di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravati dall'aver agito in un luogo dove si stava svolgendo una manifestazione sportiva.